tentativo di rapina a Cavallino Treporti, c'è il primo fermo ed è avvenuto nella Marca. In carcere un 55enne pregiudicato sospettato di essere l'autista della banda. Speriamo che li prendano tutti. Da quella sera stiamo vivendo ancora nel terrore la reazione della famiglia Biondo, vittima della violenta rapina. Dopo l'assalto con fucile Kalashnikov al Vale Center, la catena gioielli di Valenza, ancora obiettivo di banditi armati, è successo al centro commerciale La Grande Mela di Sona, nel Veronese. In un video i drammatici minuti del pestaggio subito dal sindaco di Caerano San Marco nel 2019, colpito da un gruppo di nomadi, ieri la condanna di uno dei responsabili. Emergenza influenza aviaria, focolaio confermato in un allevamento di Piove di Sacco, abbattuti quasi 40.000 tacchini. 4 anni fa il Covid, arrivava in Veneto il racconto di chi ha messo in campo le forze per creare la prima zona rossa a Voi in un clima surreale, diventato poi generale in tutta la regione. Vicenza potrebbe conferire la cittadinanza onoraria all'oppositore di Putin, morto in carcere in Siberia. Le forze politiche in consiglio comunale intenzionate a raggiungere un obiettivo bipartisan. Rivedete la decisione, una scelta ideologica e nociva. Lega Ambiente all'attacco dell'emendamento della Lega che consente per legge i pane e vin al di là delle normative ambientali. Il carroccio non è il falò tradizionale a creare il problema delle polveri sottili. Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo con la cronaca e dunque con il violento tentativo di rapina di Cavallino Treporti, perché c'è il primo fermo ed è avvenuto nella Marca a Maserata sul Piave. In carcere è finito un 55enne sospettato di essere l'autista della banda che ha ferito con un colpo di pistola il 33enne Alberto Biondo. Rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione di Candelù di Maserata la notte stessa dell'irruzione a casa Biondo a Cavallino Treporti, sottoposto a un fermo di polizia giudiziaria e condotto in carcere a Santa Bona in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sandro Levac, nomade, 55 anni, è sospettato di essere l'autista della banda che in via Pordelio domenica sera ha tentato di compiere una rapina a mano armata, andandosene a mani vuote per l'istintiva reazione dei padroni di casa, non prima di aver sparato a una gamba ad Alberto Biondo e aver colpito la testa con il calcio della pistola il papà Maurizio. I lettori di targa hanno rilevato l'Opel Astra intestata a Levac a poca distanza dalla casa del colpo. A una rotonda a 50 metri dall'abitazione dei Biondo avrebbe fatto scendere i complici, ma il suo difensore, l'avvocato Andrea Zambon, parla di ricostruzione erronea. Questa è una ricostruzione sfornita di ogni riscontro, nel senso che dagli atti di indagine, almeno per quanto io ho visionato, non vi è nessun elemento che possa comprovare questa ricostruzione. La presenza di Levac nella zona di Caballaring è tuttavia fuori di dubbio. Un testimone ha segnalato al 112 di aver visto una persona agitarsi in un bar all'arrivo dell'elisoccorso, intervenuto per trasportare d'urgenza Alberto Biondo all'ospedale di Mestre. L'individuo sarebbe fuggito proprio a bordo della medesima Opel Astra, vettura preceduta da una Lancia Delta rubata a Cavallino con cui potrebbero essersi defilati gli altri componenti della banda. Il difensore non smentisce che il 55enne si trovasse quella sera proprio a Cavallino. Lui era andato per esigenze personali, domani lo spiegherà il giudice, comunque aveva delle ragioni oggettive per recarsi lì, non era la prima volta che lo faceva, era stato tante volte e domani lo spiegherà il giudice. Possiamo definirli motivi familiari, ecco sì. Domani spiegherà cosa ha fatto il signor Levac dal pomeriggio di domenica al momento in cui è stato fermato. Davanti al magistrato dunque Levac parlerà per chiarire, secondo il legale, che lui con la tentata rapina non c'entra nulla. Nella sua abitazione sono stati sequestrati, oltre alla macchina, anche dei telefoni cellulari. Non depongono a suo favore i precedenti per estorsione, furti aggravati e truffe, ma per il difensore si tratta di questioni di poco spessore. Per quanto ne so io non ha mai fatto nulla di grave, quindi non sono reati, diciamo, che si possono ipotizzare per il Levac questi qua. Eppure per gli inquirenti il quadro a suo carico è supportato da gravi indizi. Il 55enne è dunque accusato di rapina aggravata in concorso, ma il suo legale si spinge a dire: siamo tranquilli, non abbiamo nulla da temere. Mi opporrò anche alla convalida perché non vi sono i presupposti assolutamente per questo fermo di polizia giudiziaria, tantomeno vi sono i presupposti per l'applicazione di misure cautelari che sono state chieste dal pubblico ministero. Si sentono in parte sollevati anche se mancano gli altri banditi, ma da quella sera i Biondo non riescono più a dormire e vivono nella paura. Mi fa sentire un po' più tranquillo
perché almeno speriamo che prendano anche gli altri. È un primo sospiro di sollievo, possiamo dire che l'Arma dei Carabinieri ci è subito venuta in soccorso e ovviamente le telecamere hanno aiutato del nostro comune a raggiungere almeno questo primo malvivente. Io spero sia fatta giustizia per noi e che appunto ritrovino anche le altre persone. Se da una parte c'è un sospiro di sollievo e la speranza che vengano presi anche gli altri banditi, dall'altra per la famiglia Biondo è cambiato molto dopo domenica sera, quando i tre sono entrati incappucciati nella loro abitazione di Cavallino, aggredendo il papà Maurizio che aveva tentato di bloccarli e sparando alla gamba del figlio Alberto. Il 33enne campione di bodybuilding ora ricoverato nell'ospedale di San Donà di Piave, dove subirà un secondo intervento. Dormiamo fino a quasi alla mattina in divano, tutti e due. Mia moglie va in camera, ma dopo quando comincia a fare luce ora andiamo a letto, perché ogni rumore, ogni minimo rumore mi sembra di rivivere quell'incubo. I suoi genitori? I miei genitori stanno avendo adesso, capendo un po' di più cosa è successo, perché la prima sera proprio non si sono resi conto cosa era successo. Anche il fratello di Alberto, che quella sera non era in casa, vive nella paura. Non mi sento più tranquillo come ero prima e la sera è una situazione molto molto difficile per noi. E poi c'è Alberto che ha subito lo sparo, solo in ospedale, che rivive l'incubo di quella sera. In ospedale si è da soli, non si ha la famiglia, il supporto, noi magari ci possiamo dare una mano, un sostegno, uno sguardo, invece lui ovviamente essendo da solo ci telefona qualche volta, ma è molto difficile anche lì per lui, soprattutto per lui. E andiamo a trovarlo dal primo minuto che sono aperte le visite fino all'ultimo per far sentire la nostra presenza e per aiutarlo il più possibile di quello che si riesce. Ci aiutiamo in tutto, quando c'è bisogno una persona c'è per l'altra. Fondamentali nelle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da circa 3 anni i carabinieri hanno la possibilità di visionare direttamente le telecamere e quindi di avere accesso diretto in tempo reale, e così anche altri comuni. Questa possibilità, questa funzione è molto importante per le indagini di tutti i reati e quindi noi veramente continueremo a implementare il sistema di videosorveglianza, che oltretutto è anche un deterrente. Veniamo a un'altra rapina, perché dopo l'assalto con fucili e Kalashnikov al Vale Center di Marcon, la catena gioielli di Valenza ancora obiettivo di banditi armati. È successo al centro commerciale La Grande Mela di Sona, nel Veronese. 2 malviventi armati di pistole col volto coperto coi caschi da moto hanno rapinato la gioielleria, minacciando le 2 commesse per farsi dare l'incasso, un bottino non ancora quantificato. Un malvivente è rimasto anche ferito, perché per raggiungere la cassa si è buttato sul bancone di vetro che è crollato sotto il suo peso. Tracce di sangue sono state infatti trovate sul luogo dai carabinieri. Preso il denaro, i 2 rapinatori hanno guadagnato l'uscita facendosi spazio tra i clienti del centro commerciale in preda al panico, prima di salire su una moto e allontanarsi. E ora vediamo le immagini del video dei drammatici minuti del pestaggio subito dal sindaco di Cairano San Marco nel 2019, colpito da un gruppo di nomadi. Ieri la condanna di uno dei responsabili. 11 agosto 2019, in queste immagini il pestaggio. Il sindaco di Cairano San Marco arriva con la sua auto, scende, prova a dialogare, ma la risposta è immediata. Il clima si surriscalda, nella piazzola si riunisce un gruppetto di persone. Il primo cittadino continua a provare a parlare con loro. Sono andato lì con l'intento solo di notificare una cosa che sta nel nostro regolamento comunale di polizia urbana. Non potevano stanziare in quell'area, ma le parole non servono. Sono momenti concitati. Un'auto fa manovra e se ne va. Il nervosismo è palpabile. Il sindaco rimane vicino alla sua auto. Alcuni corrono verso di lui con l'intento di intimorirlo. A quel punto Precoma fa qualche passo indietro, forse fa una chiamata, ed è in quel preciso momento che scappa
scatta il pestaggio. Un gruppetto gli si scaglia contro, il sindaco cerca di fuggire, lo prendono, lo picchiano, calci, pugni, lo spintonano tanto da farlo cadere. Il momento è drammatico. Ad agire sono più persone, ma colpirlo, uno che gli sferra un pugno e lo fa cadere nuovamente a terra. L'azione punitiva continua ancora per qualche istante, poi si allontanano lasciando il sindaco pestato a sangue a terra. A quel punto una seconda auto si allontana velocemente rischiando di investire la vittima. Ho subito un'aggressione violenta che è riconosciuta da tutti, anche dal pubblico ministero, dal giudice stesso, e quindi sono stati condannati. Gianni Precoma torna in auto, fa manovra per andare via, i nomadi gli lanciano qualcosa contro l'auto. Poco dopo 2 macchine dei carabinieri arrivano davanti alla roulotte. Ieri la sentenza: Giuseppe Cari è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di carcere. Deve insegnare a queste persone qualcosa, speriamo che questo anno e 6 mesi che passeranno in carcere servirà appunto anche da parte loro di fare riflessioni sul modo di comportarsi. Rimangono queste immagini di una violenza inaudita. Cambiamo tema, parliamo di influenza aviaria perché c'è un focolaio in un allevamento di Piove di Sacco ed è stato necessario abbattere, sarà necessario abbattere quasi 40.000 tacchini. Erano tutti animali da carne, 39.000 tacchini destinati all'abbattimento dopo che i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno confermato un caso di positività al virus H5N1, la temibile influenza aviaria. Attorno all'allevamento di Piove di Sacco si sono strette, come da protocollo regionale, la zona di protezione in un raggio di 3 km in linea d'aria del focolaio e quella di sorveglianza in un raggio di 10. Un caso particolare in questo periodo dell'anno, confermano dall'Istituto di Legnaro, anche se gli esperti avevano allungato il rischio elevato per gli allevamenti almeno fino a metà marzo. Un virus che si sta modificando e che sta modificando i soggetti portatori. Colpite pesantemente specie come le grucci nerine, diminuiti i casi nei gabbiani e anche nelle anatre selvatiche, che restano tuttavia la specie più pericolosa. Con la collaborazione delle associazioni venatorie, attraverso i carnieri si sta cercando di potenziare l'attività di sorveglianza. Nel frattempo cresce la preoccupazione nel mondo degli allevatori, che già aveva fatto fronte a inizio autunno a una prima ondata. Le imprese non hanno mai abbassato la guardia, sottolinea il direttore di CIA Padova Maurizio Antonini. I controlli da parte delle autorità competenti sono doverosi. Ora chiediamo celerità nella rendicontazione dei danni diretti e indiretti. Serve una sburocratizzazione al fine di garantire i ristori in tempi congrui. 4 anni fa il Covid arrivava in Veneto, domani in tribunale a Padova, prima udienza del processo sulla vicenda dei tamponi rapidi acquistati dalla Regione e ritenuti non attendibili dopo un esposto del professor Crisanti. Il silenzio quasi assordante dava fastidio, si sentivano solo quei rumori. Le sirene delle ambulanze e il motore della sua auto, la sola, insieme a quella dei carabinieri che girava per Vo. Ettore Moreggio nel 2020 era il dirigente dell'ufficio tecnico di Vo. Il pomeriggio del 21 febbraio di 4 anni fa venne chiamato dal sindaco Giuliano Martini. Il Covid era arrivato e aveva colpito duro. Era morto Adriano Trevisan, suo amico. Il comune dei Colli Ugani stava diventando la prima zona rossa d'Italia. Chiudere un territorio del comune, organizzare i tamponi per 3.300 abitanti non è che si studi a scuola e si sappia cosa fare, quindi è stato tutta un'avventura. Ma soprattutto Vo divenne il simbolo di uno studio scientifico unico deciso dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal professor Andrea Crisanti, che allora era il direttore della microbiologia di Padova. 3 cicli di tamponi su tutta la popolazione di 3.300 abitanti. Le prime operazioni dei tamponi sono stato veramente sorpreso perché non avevo messo le transenne per incolonnare la gente. La gente si è riversata perché aveva una voglia e un desiderio di fare il tampone e quindi di essere sicuri di non essere positivi al Covid. Il dottor Merigliano dell'Università di Padova, che curava e organizzava con la Croce Rossa tutti quanti i tamponi, è rimasto meravigliato della voglia che avevano di aiutare un po'
tutto il paese per fare questa verifica di massa su questo screening del Covid. Vo, zona rossa, è il primo ricordo della pandemia in Veneto, un paese chiuso ma che ha superato l'isolamento grazie ai suoi residenti, come Giancarlo, dipendente delle poste, che in quei giorni, dove nessuno poteva entrare o uscire dal paese, insieme a 2 colleghe residenti a Vo, ha tenuto aperto l'ufficio postale per consentire l'erogazione delle pensioni. Gli anziani soprattutto avevano bisogno di percepire le loro pensioni, quindi Poste Italiane ha ritenuto opportuno di aprire l'ufficio postale ed erogare un servizio che a inizio mese di marzo ovviamente poi è stato effettuato. Ovviamente noi abbiamo lavorato sempre in sicurezza. Dalla zona rossa ai mesi lunghissimi della pandemia, i contagi e le oltre 17.000 vittime venete, le prime Adriano Trevisani e Renato Turetta di Vo, poi i tamponi, i protocolli, la vaccinazione e il ritorno alla vita senza le mascherine. Veniamo al terzo mandato adesso, domani l'emendamento della Lega in Commissione Affari Istituzionali, il clima tra alleati è però sempre più teso, lo testimonia quello che è accaduto nella puntata di Ring di ieri sera. Noi siamo una forza politica da tanti anni, Fratelli d'Italia è arrivata ieri, ha avuto un grande exploit come l'ha avuto Renzi, come l'ha avuto il Movimento 5 Stelle, come l'ha avuto la Lega stessa, adesso tocca a Fratelli d'Italia. La ruota gira, però, questo è il concetto. Esatto, la ruota gira, però adesso se continuano... Hai ragione se la ruota gira, no? Perfetto, ma se la ruota gira però non... È girata adesso. Sì, ma non si può pretendere di governare una regione perché avete il 30%. Io sono tra quelli che sostiene, se volete la presidenza della regione vi candidate e noi correremo con il nostro candidato. Fine. Lei si ricorda come fu scelto Zaia? In che senso? Quando fu scelto Zaia, come fu scelto? Nel 2010. La candidatura di Zaia, sì, da chi fu scelta? Come fu scelto Zaia candidato? Qualcuno se lo ricorda? Se lo può ricordare? Fu scelto da un accordo. Perché certo, fu scelto con un accordo e Forza Italia e all'epoca Alleanza Nazionale, che erano un partito, 2 partiti molto più robusti, rispetto alla Lega, che era un partito in ascesa, ma non era sicuramente con i numeri che aveva oggi, aveva una piccolissima percentuale, molto più piccola di quella che ha Fratelli d'Italia oggi, fu deciso di candidare Zaia. La piccola percentuale in Veneto, forse la piccola percentuale ce l'ha sempre avuta Alleanza Nazionale, prima. Il 10, il 12, certo. È una piccola percentuale. Non ricordo che adesso questo non c'entra. Non c'entra. Questo non vuol dire. Come non vuol dire? No, ma si può cambiare, no? Vuol dire. Certamente si può cambiare, però uscire e pretendere di avere la regione, per me il comportamento che voi avete tenuto su più di qualche comune in questi ultimi tempi, parlo anche della campagna delle amministrative del 2023, io parlo di fair play. Io ho visto conferenze stampa dove Forza Italia presentava degli ex senatori nostri, voi avete fatto dei candidati sindaci, ci avete preso degli espulsi e li avete candidati. Questo secondo me non è fair play fra alleati. Questo dunque lo scontro, noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Edizione del Veneto dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Vicenza potrebbe conferire la cittadinanza onoraria ad Alexei Navalny. Le forze politiche in Consiglio si dicono intenzionate a raggiungere un accordo bipartisan. Se ci dovesse essere da parte del Consiglio Comunale la proposta di cittadinanza onoraria è assolutamente una possibilità che possiamo valutare. La città di Vicenza tante volte ha dato la cittadinanza onoraria a personalità che si sono rese protagoniste nel mondo della lotta per la pace, per la libertà, e Navalny da questo punto di vista è stata una figura importante. Così il sindaco dopo la commemorazione bipartisan tra le forze politiche del Consiglio Comunale che hanno voluto rendere omaggio insieme in piazza Matteotti ad Alexei Navalny, il dissidente morto nei gulag russi dopo essere stato perseguitato dal regime di Vladimir Putin. Se in Russia sono già oltre 400 i cittadini che sono stati arrestati da venerdì scorso per aver deposto fiori in memoria di Alexei, a Vicenza invece i partiti sembrano intenzionati a formalizzare un gesto simbolico forte. Noi ci aspettiamo
aspettiamo anche che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria, poiché comunque è una persona, un attivista che ha sempre combattuto per i diritti umani e anche per la giustizia dei popoli in generale, non solo per il popolo russo. È anche un segno di democrazia e questo valore è importante. Sì, esatto, cioè comunque la democrazia, che sia di destra o di sinistra, non fa differenza, nel senso che la democrazia deve essere per tutti. Democrazia direi è libertà, nel senso che Navalny aveva le sue idee politiche, non mi interessa quali fossero, però erano idee che in uno Stato democratico chiunque può avere il diritto di avere. Ecco, l'idea che invece uno Stato decida quali idee politiche debbano avere i cittadini è qualcosa di negativissimo. Merita la cittadinanza onoraria? Beh, secondo me sì, assolutamente, sarebbe un bel messaggio. Il sacrificio di Navalny è solo uno dei tanti esempi di repressione delle idee di democrazia e di libertà, e per questo bisogna essere presenti, noi occidentali, a difendere tali valori. Si parla di cittadinanza onoraria o di qualche forma comune? Lei cos'è? Sarebbe d'accordo? Ogni manifestazione simbolica che possa dimostrare, corroborare i nostri sentimenti di democrazia e di libertà è utile, quindi ben venga ogni segnale dato a chi in questo momento commette crimini del genere. Parliamo di Panevin adesso, Panevin al di là delle normative ambientali, con Legambiente all'attacco. Invitiamo le istituzioni a riconsiderare questa decisione intrisa di ideologia e a promuovere piuttosto politiche attive con adeguate risorse per soluzioni sostenibili che rispettino sia le tradizioni che l'ambiente. La reazione di Legambiente per bocca del presidente veneto Luigi Lazzaro è immediata. Nel mirino l'emendamento Salva Panevin, targato Lega e passato alla Camera, che consente per legge l'organizzazione dei falò tradizionali, di fatto in deroga alle normative ambientali e quindi alle rilevazioni di polveri sottili nell'aria. Tradizioni importanti ma da salvaguardare in modo diverso, secondo gli ambientalisti, pensando a soluzioni alternative e sostenibili. Polemica sterile per il deputato trevigiano del Carroccio Gianangelo Boff, tra i firmatari dell'emendamento. Non è l'evento, la rivocazione dell'evento tradizionale che avviene da noi il 5 di gennaio che accentua o crea il problema, diciamo. Il problema è ben altro. Qui si tratta di rievocazione di quella che è una tradizione centenaria, per non dire millenaria, sui nostri territori, che è giusto che continui. La legge, con l'emendamento della Lega, è passata in prima battuta alla Camera e sta per compiere lo stesso percorso al Senato. Non significa, precisa Boff, il via libera al Panevin selvaggio, ma cambia un concetto cruciale. E si inverte il principio, mentre oggi, prima di questa legge, erano vietate e quindi bisognava fare le ordinanze per riuscire a farle, adesso sono di fatto, saranno previste per legge e quindi potranno poi esserci dei motivi contingenti nel caso di posizioni particolari o dove potranno esserci pericolo di incendi, per siccità eccetera, dove potranno essere messe magari delle ordinanze per altri motivi, per magari non farli, però dovranno esserci delle ordinanze motivate. Non basta però sedare la polemica di Legambiente, che sottolinea una contraddizione evidente, ricordando come l'accordo di bacino padano tra le regioni del nord Italia avvolte dallo smog, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, e che vede anche il governo coinvolto, include tra i divieti per ridurre l'impatto nei periodi di alta concentrazione di inquinanti anche lo stop ai roghi all'aperto. Intanto, mentre le pro loco esultano, tra i cittadini l'umore è decisamente variabile. Salvare la tradizione, farne di meno, ma salvare la tradizione. Penso che siano importanti le tradizioni, ma penso che sia importante anche il saper vivere, perché sono di questi giorni le notizie preoccupanti non solo del Veneto, ma anche della Lombardia e tutto il nord. E si potrebbe appunto rinviarle quando possibile, comunque rispettare le tradizioni. Le tradizioni sono importanti, ma non quanto il nostro ambiente. Con le tradizioni si va pure a rotoli, è ora di metterle da parte se sono nocive. Da non perdere l'appuntamento di venerdì alle 13 con i dialoghi sulla sostenibilità con Andrea Ferrazzi, ospite il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
Io gli chiedo innanzitutto come mai sia lui come presidente della CEI e poi il Papa Francesco stesso hanno deciso di mettere il tema dell'ambiente, del clima e delle future generazioni al centro della loro azione, e sarà interessantissimo con lui dibattere appunto di questa questione. La Chiesa del 2024 che guarda la sostenibilità come un punto fermo cruciale per il futuro prossimo di tutti. L'appuntamento ormai consolidato del venerdì alle 13 nella nostra prima edizione con il presidente dell'associazione Persone Ecologia Reti, Andrea Ferrazzi, si arricchisce di un ospite importante, il cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Con lui avremo la possibilità di approfondire il motivo per cui, per esempio, Papa Francesco sta spingendo tantissimo, addirittura scrivendo un'enciclica e poi una esortazione apostolica sul tema del clima, del rispetto dell'ambiente. Sappiamo che il cardinal Zuppi, oltre che essere presidente della CEI, è anche uno strettissimo collaboratore del Papa, e quindi il fatto che ci abbia messo a disposizione del suo tempo è assolutamente un regalo per noi e per tutti i telespettatori di questa importante trasmissione settimanale che ogni settimana, appunto il venerdì dalle 13 alle 13:30, ci dà modo di affrontare queste questioni così cruciali. A 2 mesi dalla storica visita di Papa Francesco in quella Venezia che è il simbolo del delicatissimo equilibrio tra ambiente e società, la testimonianza fondamentale del cardinal Zuppi è un altro tassello del mosaico che i dialoghi sulla sostenibilità stanno costruendo settimana per settimana per voi telespettatori di Antenna 3. Imprenditori, scienziati, tecnici, politici, esperti, ogni 7 giorni una voce per prendere coscienza di una scommessa non facile ma necessaria e soprattutto vantaggiosa per noi, per le nuove generazioni e per l'economia. Un'altra puntata da non perdere. Appuntamento venerdì prossimo, dunque venerdì 23 febbraio dalle 13 alle 13:30 in diretta qui ad Antenna 3 insieme al cardinal Zuppi. Noi ci fermiamo qui, adesso come sempre le previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. La fase stabile sull'Italia ha le ore contate, arriva un'intensa perturbazione e il tempo peggiora. Il dettaglio di giovedì 22 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto. Al mattino avremo piogge sparse con il passare delle ore via via più diffuse, anche consistenti, sui settori alpini e prealpini. Temperature in lieve calo, minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 9-13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo nuvoloso e dal pomeriggio avremo precipitazioni ovunque, anche abbondanti sull'area montana, più sparse e moderate in pianura. Temperature minime sui 6-9 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, piogge dapprima deboli, poi più forti, neve oltre i 1500 metri circa. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno agli 11-13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.